Veneto 1 con voi. Focus Attualità. Bentrovati ad un nuovo spazio di approfondimento sui 97.5 di Radio Veneto 1 e sui nostri canali video. Il benvenuto va al senatore del Movimento 5 Stelle Gianni Girotto, presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo. Con lui affronteremo alcuni temi in primo piano dell'agenda del governo e del Paese e delle misure che si stanno mettendo a punto. Buongiorno a tutti, grazie direttore. Ma partiamo proprio dall'attualità politica e al senatore Girotto chiediamo una sua valutazione su questa prima fase dell'attività del governo e del Parlamento dopo il cambio di maggioranza e del varo del Conte bis. Sì, diciamo che finalmente i tempi sono maturi per quella che sarà finalmente una svolta verde di cui si parla da anni, ma adesso veramente i tempi sembrano maturi, tanto è vero che diciamo che è notizia piuttosto risaputa che la Germania ha stanziato decine e decine di miliardi perché ha detto dobbiamo assolutamente migliorare il nostro livello di rispetto dell'ambiente e quindi diminuzione delle emissioni inquinanti. Anche in questo caso il nostro governo ha ribadito con forza che questa è la strada, l'ambiente non deve essere un ostacolo allo sviluppo, ma deve essere un perno su cui appoggiarci per fare vero sviluppo. E per far questo vuole portare in Europa quello che sarà la sfida essenziale, quella che viene chiamata Green Rule. Cosa significa? Significa che gli investimenti in tecnologie innovative, in tecnologie a favore dell'ambiente, quindi nuovi processi industriali più rispettosi dell'ambiente, ecco, questi investimenti devono essere tolti dai vincoli di bilancio, quindi trattati in maniera assolutamente diversa. Quindi questo è l'impegno preciso che questo governo si è posto in essere e per far questo il governo ha già dato alcune indicazioni molto importanti, tipo la stabilizzazione delle misure cosiddette Industria 4.0, Impresa 4.0 e anche delle detrazioni fiscali in edilizia. Questo è il vero grande risultato a cui cercheremo di arrivare in questa legge di bilancio che ormai è prossima. Tutti voi conoscete quelle che sono le detrazioni fiscali in edilizia, 65%, 50% per interventi di efficientamento energetico o ristrutturazione semplice, quindi andiamo dai cappotti termici al cambio dei sistemi di riscaldamento, ai serramenti, finestre, porte più efficienti, eccetera, eccetera. E sapete che questi hanno una detrazione fiscale che da anni veniva concessa, però ogni volta sempre con un rinnovo annuale, quindi con un respiro molto corto. Adesso l'obiettivo a cui noi stiamo mirando da tempo è quello di dare una proroga triennale, quindi 3 anni di stabilità, che significa un segnale per i mercati, quindi sia imprese che consumatori, estremamente più potente, estremamente più performante, soprattutto considerando il fatto che l'edilizia da anni ormai si appoggia su questi interventi di ristrutturazione, perché il mercato e la necessità è questa: riconvertire quello che è il nostro parco edile, che, ricordiamolo, mediamente spreca il 60% dell'energia utilizzata per riscaldarsi e rinfrescarsi d'estate. Quindi stabilizzare per 3 anni queste misure sarebbe una vera e propria rivoluzione positiva con benefici per tutti. Questa è una delle poche misure in cui nessuno ci perde, ci guadagna persino il fisco, perché a fronte del sacrificio dello sconto fiscale, della detrazione fiscale, ha un'emersione di nero e una moltiplicazione dei lavori, dei progetti, delle spese talmente importante che da anni sappiamo che è positivo anche per il fisco, figuriamoci per imprese che vendono di più e per i consumatori che hanno questo sconto e quindi una diminuzione della loro spesa. Grazie al senatore Girotto, grazie della sua gentile disponibilità. Grazie a voi che ci avete ascoltati in questi nostri appuntamenti di approfondimento. Ci rivediamo in una delle prossime pillole.